È una giornata molto importante per noi perché oggi abbiamo consegnato più di 50 attestati ad altrettanti operatori turistici che hanno fatto un corso di formazione con flussi turistici crescenti, perché se guardiamo solo l'area Asolo e Pedemontana di Grappa parliamo di oltre i 180.000 presenze nel 2024, se unite assieme di tutto l'areale dove noi operiamo, quindi anche il Montello, arriviamo a quasi 300.000 presenze turistiche nel 2024. Con flussi turistici così crescenti abbiamo bisogno di operatori formati. In particolare il tema che a noi è caro e quello di cui ci occupiamo come coordinamento e come promozione, che è quello dell'enogastronomia, è un attrattore crescente con numeri maggiori rispetto a qualche anno fa. Questo significa che l'attrattore e la motivazione enoturistica, quindi principalmente quella del vino, ma il vino poi si porta dietro anche gli altri prodotti tipici come l'olio, i formaggi di malga, come i frutti della terra, sono una motivazione perché il turista, quello di prossimità, il turista italiano delle regioni limitrofe, ma anche il turista straniero, venga a visitare del nostro territorio.